Rieccoci qua, prego. Sì, no, così, un breve accenno rispetto alla questione che è stata sollevata del biogas. Cioè, se noi immaginiamo che la soluzione in questo momento per le aziende agricole, che ricordo che la maggioranza nel territorio veneto delle aziende agricole ha 4,5 ettari, sia il biogas, non ho detto questo. non ci stiamo confrontando sulla stessa lunghezza d'onda. No, ho detto un'altra, cose precisi. Non ho detto che la soluzione è il problema, ho detto solo che non possiamo prevedere che ci sia l'integrazione al reddito con la multifunzionalità e la produzione di energia da fonti rinnovabili e dall'altra parte ostacolare in tutti i modi l'agricoltore che vuole installare un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Però non ho parlato della dimensione. Guardi che molte volte questo va in contrasto con l'agricoltura. E glielo spiego. L'impianto di biogas è nato per fare corrente elettrica da reflui zootecnici o da reflui di lavorazioni agricole tipo ortaggi eccetera. Non è nato, ripeto, non è nato per usare le fonti di prima categoria quali mais, frumento, che servono per l'alimentazione umana e anche animale, perché purtroppo questa non è stata correttamente seguita. Allora lo cancelliamo dal PSR. No, ma con questo noi non siamo contrari agli impianti di biogas. Bene, vengano avanti questi impianti, ma vengano fatti in una maniera ponderata, attenta e vengano fatti in modo che possano dare reddito all'agricoltore e all'allevatore da reflui. Ho detto questo io. Probabilmente non avete inteso. Prego. Allora, mi ha fatto sorridere prima quando parlavano di banda larga, perché in realtà è una delle nostre stelle, ma non da ieri, dal 2009 quando siamo nati, una delle 5 stelle la connettività. Certo, se oggi andiamo in valli del Cadore, piuttosto del Delta del Po, io vi invito anche con un semplice telefonino a mandare una mail con un allegato di 4 mega, che è un allegato tranquillo, e 7-20 minuti col telefono in mano, così. Quindi le infrastrutture non sono sicuramente la TAV, sono la connettività. Tornando al discorso di prima della burocrazia, domenica ero a Portogruaro, alla Terra di Doge, una manifestazione sui prodotti locali, e una piccola viticoltrice con la quale mi sono un po' relazionato mi diceva che lei non fa nemmeno domanda per i contributi, per i fondi europei, per paura che sbagliando qualche documento gli vengano richiesti indietro i fondi e lei deve spendere di più dei fondi che ha avuto. Queste storie. Dopo sentivo l'assessore. E nel frattempo la settimana prima aveva avuto un controlli, tra l'altro i controlli della Forestale, che ha fatto un controllo in azienda. Adesso, al di là del corpo che fa i controlli, io credo che i controlli a livello alimentare dovrebbero servire per garantire una sicurezza alimentare del prodotto e che l'azienda si comporti bene. Invece qua in Italia, il sistema Italia è sempre il sistema che controllo serve per far cassa, e questo, finché non ci togliamo questo modo di pensare, non ne usciamo. Dopodiché ci sono fondi europei che rimangono lì perché viene sbagliata la procedura di accesso, e ci sono degli uffici di Veneto, a Bruxelles, quello che mi risulta qui. Non c'è probabilmente questa comunicazione, questo modo di far rete fra le aziende e l'ente pubblico, questo manca completamente. Per quanto riguarda il credito, siamo d'accordo che c'è difficoltà di accesso al credito agli imprenditori, ma ragazzi, finché gli imprenditori sono costretti, anche i giovani, a far firmare 3 generazioni di parenti per avere garanzie in banca, per avere qualcosa, non usciamo da questo. E dopo, ribaltando col rovescio della medaglia, noi tutta questa struttura la creiamo per garantire alla banca il proprio credito, ma il credito agli agricoltori, chi lo sta garantendo delle istituzioni ad oggi? E non solo del mondo agricolo, anche gli altri tipi di imprenditori come sono io, cioè, non ci stanno tutelando il credito oggi. Ecco. Assessore, perché è stato più volte preso in considerazione anche l'aspetto del credito. Sì, no, è un buon momento anche per dare informazione, giustamente, perché poi non si può sapere tutto. E il piano di sviluppo rurale prima prevedeva il fondo perduto, conto capitale. Questo è lo strumento finanziario che il vecchio piano di sviluppo rurale metteva a disposizione per il mondo agricolo. Oggi nel piano di sviluppo rurale c'è il conto capitale, quindi il fondo perduto, c'è il conto interessi, c'è il fondo di rotazione e c'è il fondo di garanzia. Sono i 4 fondi e strumenti finanziari innovativi all'interno del mondo agricolo, del piano rurale, che affrontano tutti i temi che sono stati sentiti, perché è vero che molte banche guardano semplicemente il flusso finanziario per darti, quindi il rating, diciamo, per darti il finanziamento, e quindi da questo punto di vista siamo intervenuti. Non è solo questo, purtroppo,
Non sono solo questi purtroppo gli elementi che la politica in generale, anche a livello comunitario, prende in considerazione rispetto alla tutela del reddito, alla tutela della capacità di investimento delle aziende, ma è la mutualità e poi l'assicurazione, che non è solamente l'assicurazione, il passo successivo, l'assicurazione sulle calamità, sui danni da calamità, ma l'assicurazione sul reddito, quindi il reddito minimo. Ed è il processo difficile, complesso, che in qualche modo dovrà essere messo in piedi nei prossimi anni. Ecco, interrompo solo un secondo. Allora, Luci, qua abbiamo imprenditori del settore agricolo, piccoli imprenditori, peculiarità del Veneto. Possono dare questo tipo di garanzie? Cioè non è che sono strutturate su un certo tipo di impresa che può dare queste sicurezze? Cioè No. su un dimensionamento completamente diverso, dove i parametri sono diversi? Perché io non so, adesso magari chiedo anche a Lorenzo un cappello, non so se può dare garanzie No, a no, tutto noi il campo. garantiamo. È Quindi riassicurazione. C'è un è una fondo- riassicurazione. C'è un fondo, ci sarà un fondo Ok. di garanzia Sì, no, che le chiedo regionale spiegazioni perché proprio non per cui garantisce. L'altra nota, è vero, ripeto, è vero che ci sono c'è una percentuale dello 0,5% delle domande a livello regionale che vengono non rifiutate, vengono assegnate e poi vengono richiesti indietro le risorse. Ovviamente quando succede questo vuol dire che le risorse che sono state prese per fare un certo tipo di obiettivo non sono state rispettate. E si parla dello 0,5, però ripeto, sull'87%, adesso questa non vorrei dire Sì, stupidaggini, quindi magari, però l'87% delle richieste di finanziamento fatte agli imprenditori agricoli sono state finanziate. 87%. Tenete presente che le imprese agricole hanno delle dimensioni medie, in Veneto di 7,2 ettari, quindi sono sotto la media nazionale, molto molto sotto la Sì, no, media, infatti so che sono queste media dimensioni. europea. Questo è il problema però, quindi- forse su questo la Regione può... Quindi bisogna stare un po' attenti. Per quanto riguarda i fondi comunitari, sull'agricoltura la Regione spende il 100%. A volte ha speso il 110% perché abbiamo già speso anche le risorse messo in campo le risorse 2014. Se invece si parla fuori dall'agricoltura, questo è un altro problema, ma è un problema anche non solamente legato alle risorse che gestisce sul secondario, per esempio, la Regione Veneto, ma penso spesso, perché me ne sono occupato, che molte risorse non vengono nemmeno attinte dalle piccole e medie imprese del secondario, specialmente sulla ricerca e sviluppo tecnologico, sull'innovazione, sul sesto, settimo e poi programma quadro, tutti quelli che erano sull'innovazione, perché la richiesta di finanziamento diretto della Comunità Europea sull'innovazione specifica per le piccole e medie imprese richiedeva il coinvolgimento di più stati e più imprese, cosa che è fuori per certi versi dalla cultura dell'imprenditore veneto. No, dicevo, una riflessione, innanzitutto sulla burocrazia ci sono degli esempi in giro anche per l'Italia che andrebbero seguiti, penso all'Emilia Romagna che ha sviluppato un sistema informatico comune tra comuni, province e regione imponendolo nell'ambito delle proposte sulle fusioni, sulle unioni dei comuni, ha imposto un sistema informatico unico, riguarda anche le ULSS. Pensate quanto questo semplificherebbe la vita e potrebbe essere direttamente l'ente locale a richiedere alcune documentazioni anziché richiedere alle imprese, richiederle direttamente all'ULSS, in modo tale con un dialogo tra enti locali e enti territoriali credo che in questo aiuteremo le imprese a semplificargli la vita, a fargli perdere qualche ora in meno e qualche risorsa in meno su quelle sudate carte, le chiamo così, no? Che devono produrre. In secondo luogo, è vero che c'è una frammentazione del mondo, non riguarda solo il mondo dell'agricoltura, riguarda qualsiasi settore produttivo, riguarda l'artigianato, riguarda l'industria. Parlare di reti di impresa a volte è ancora qualcosa di Io credo che la obsoleto. sfida del futuro è quella di saper far rete. Chi sa far rete, chi investe nell'innovazione del prodotto, chi investe in ricerca, vince la sfida. E riguarda anche Quindi i un consiglio settori. anche per il mondo agricolo e Ma per non i c'è giovani dubbio, che lo sanno perfettamente. No, ma infatti voglio sentire cioè, cos'è. ci sono decine di esempi nei quali possiamo dimostrare, cioè nel Veneto oggi ci sono 600 imprese, parlo del settore industriale e artigianale, che hanno avuto una crescita a 2 cifre, hanno aumentato il fatturato, hanno aumentato i dipendenti. Sono quelle imprese che hanno una capacità di investire sull'innovazione del prodotto e sulla ricerca.
Allora, se questa è la strada che dobbiamo in qualche modo imparare a battere, dobbiamo in qualche modo essere come forze politiche, lo dico al di là delle divisioni maggioranza-opposizione, perché credo che in questo settore possiamo lavorare di comune accordo, dare degli strumenti alle imprese che vogliono fare e realizzare consorzi o che vogliono mettere insieme una filiera, a volte non sempre solo dello stesso prodotto, può essere anche di prodotti diversi, ma solo attraverso questa sfida di saper far rete possiamo in qualche modo provare a vincere le sfide che abbiamo davanti. Per esempio, molte imprese non sanno fare l'e-commerce, e però l'e-commerce oggi è decisivo, è uno dei punti strategici fondamentali se il mercato non è più quello vicino a casa, ma è mondiale. Allora io credo che dobbiamo raccogliere tutte e due le sfide, quella della filiera corta, dei chilometri zero, ma anche quella del mercato mondiale, del mercato globale. Credo che questo sia un modo attraverso il quale proviamo a dare una mano a settori produttivi, anche per innovarli, cioè non continuiamo a dirgli restate così, piccolo e bello, no. Piccolo non è più bello, dobbiamo imparare a fare rete, perché solo facendo rete, aiutandoci l'un l'altro, possiamo crescere insieme. Io lo interrompo, no, ma infatti io lo interrompo un attimo proprio per dare la parola, perché so che anche le chiedo di rispondere a questa provocazione. Come giovane, siete in grado di fare questo passaggio? L'avete già fatto? Lo vedete fattibile, raggiungibile? Un po' la domanda che dopo rivolgo anche a voi. È molto difficile perché... Microfono vicino. Sì, è molto difficile perché comunque i giovani che si approcciano al mondo agricolo sinceramente si sbattono contro la burocrazia, ma anche contro la difficoltà di poter lavorare fisicamente, proprio materialmente tutti i giorni, per tantissime difficoltà. Una su tutte potrebbe essere quello di approccio diretto all'agricoltura, quindi mi riferisco direttamente anche per esempio al fondo perduto che viene destinato alle nuove aziende, che è sempre un po' un punto di domanda nel buio, perché non si sa mai quanto, quando, se verrà destinato qualcosa a queste nuove aziende. Quando viene destinato è sempre spalmato in maniera caotica, ossia un anno se entri in agricoltura in quella data magari hai anche 70.000 euro, magari ci entri l'anno dopo e ricevi solo 15.000 euro, come è successo a me. Sarò stato sfortunato, però fa niente. Cosa comporta questo? Comporta che la scelta dell'anno in cui vai ad aprire la tua azienda agricola, può succedere che hai un fondo per avanzare con i tuoi progetti sostanzioso, come può essere quello che ci viene promesso quest'anno per i nuovi imprenditori di 40.000 euro che insomma aiutano bene ad aprire un'azienda agricola. Un fondo di 15.000 euro, come potete capire, è tutto un altro modo di aprire l'azienda agricola. Poi è vero che bisogna incentivare i giovani ad entrare nel mondo dell'agricoltura e aiutarli per aprire le loro aziende, ma poi non bisogna dimenticarsi che sono entrati e che probabilmente sono quelli con maggiori difficoltà, soprattutto quei giovani che non vengono da un mondo agricolo, che non hanno i genitori, i nonni che gli garantiscono un fondo extra per portare avanti le loro aziende. Spesso sono piccole realtà che avrebbero bisogno di un supporto, oltre che morale e tecnico, da parte sia delle associazioni ma anche della politica, avrebbero bisogno di una spinta più sostanziale nel corso degli anni, nel corso dei vari processi di sviluppo economico, ecco, diciamo. Questo è per dire che comunque ci sono tantissime piccole aziende che stanno morendo, anche aziende giovani, per una serie di difficoltà, vuoi una su tutte quella burocratica, ma ancora più grave quella dovuta alle calamità naturali. Tutte le aziende che sono state danneggiate, colpite dalle calamità naturali, spero che vengano aiutate, ma non perché loro vengono a bussare alle vostre porte, perché voi magari apriate i registri precedenti e guardiate chi effettivamente avrebbe bisogno di una mano da parte delle istituzioni. I registri ce li avete, presumo, portata di mano. Tutte le aziende colpite, vuoi dalle alluvioni, vuoi dai terremoti, dalle intemperie, come la mia azienda, io ho avuto una tromba d'aria. Che settore? Io sono un florovivaista e l'anno scorso d'ottobre una tromba d'aria mi ha raso il suolo completamente, l'azienda costruita in 7 durissimi anni di lavoro.
non ho più un'azienda, ossia sono a zero, la sto ricostruendo, però effettivamente non è venuto nessuno a chiedermi: ti serve €1 per fare la spesa? Hai bisogno di qualcosa per andare avanti? Il primo giorno una pacca sulla spalla, il secondo mi dispiace e poi t'arrangi. Nonostante avessi 2 assicurazioni, quindi io come agricoltore pensavo di essere protetto con 2 assicurazioni. In realtà siamo ancora ad elemosinare i primi spiccioli. Non c'è effettivamente, adesso diceva l'assessore Manzato che c'è questo fondo di garanzia che spero sia veramente attivo e soprattutto retroattivo per tutte quelle aziende che stanno arrancando per cercare di far quadrare i conti. Speriamo che questo nuovo PSR preveda almeno una parte dei fondi destinati a quelle aziende che hanno già avuto gravi danni o che comunque sono in una fase di stasi dovuta proprio alle difficoltà che ci sono state. Magari quei soldi che poi alla fine del PSR, come è successo la volta precedente, vengono restituiti al mittente. Questa è la cosa peggiore che ci sentiamo dire, ossia vengono destinati un tot di soldi all'agricoltura, ma per un motivo o per l'altro poi metà tornano indietro. Questo significa che c'è una mala gestione comunque di queste risorse e forse perché non si tiene in considerazione tutte le varie figure agricole che ci sono dietro il tessuto della nostra regione e della nostra nazione. Chiarissimo, dopo la parola anche Fabio Carraro, assessore prima. Allora, la Regione Veneto spende tutte le risorse in agricoltura. Non ce n'è una per quanto riguarda l'agricoltura. Io parlo di agricoltura perché so dell'agricoltura. E in altri settori dove vengono restituiti? La Regione Veneto spende tutto e anche oltre. Tra l'altro, per fortuna questo nuovo regolamento comunitario dice che quelle regioni, soprattutto quelle del sud ovviamente, che non spendono le risorse che gli vengono assegnate all'agricoltura, nella vecchia programmazione tornavano a livello comunitario, con la nuova programmazione, con un nuovo regolamento, possono essere utilizzate da chi invece utilizza tutte le risorse. Quindi questo è anche un passo in avanti, vuol dire che le risorse rimangono all'interno dello Stato italiano e le regioni più competitive le assorbono. Ah, possono quindi assorbirle. Sì. 2 elementi per fare un po' di perché poi dopo il caso singolo ovviamente non lo posso sapere, però allora per il giovane che interviene, che vuole entrare nel mondo agricolo, gli si dà, prima erano 30, adesso 40.000 euro, solo per entrare, nessun tipo di giustificazione se vuole spenderle per il terreno, per qualsiasi cosa. Sugli investimenti che fa, ammissibili, e l'ammissibilità è legata a indicazioni comunitarie molto precise, perché se no si chiamano aiuti di Stato, quindi deve fare un altro tipo di percorso, il giovane riceve minimo il 50%, minimo il 50%. Se è in montagna 60%. Che però deve, come succedeva in precedenza, elargire subito la somma per intero, dimostrare come la spesa e deve rispettare ovviamente tutti i parametri, perché è giusto anche che sia così. C'è anche l'anticipo? Sì, spero che sia previsto, c'è l'anticipo, perché in precedenza non è una startup, non succedeva proprio così, no, bisognava inizialmente sborsare tutta la spesa e poi gli veniva riconosciuta la parte. No, c'è sempre stato l'anticipo. Vabbè, comunque. Sì, peccato che poche volte sia stato utilizzato perché burocraticamente è troppo macchinoso da fare. Ma no, basta una fideuzione, con fideuzione puoi avere guardate che l'utilizzo di questo, perché l'abbiamo riproposto e potenziato sui giovani? Proprio perché in gergo si dice beve, è una misura che beve, cioè che viene assorbita, tanto è vero che le associazioni hanno chiesto potenziamento appunto di questo tipo di supporto. Per quando i giovani intervengono, e non solo per i giovani, c'è anche la consulenza, che vi sono risorse che vengono date anche alle sezioni di categoria, ai centri agricoli e all'agricoltore, proprio per avere quelle risorse necessarie per essere seguiti durante la crescita dell'azienda. Quindi da questo punto di vista io credo che gli strumenti, ovviamente tutto è modificato, tutto è migliorabile, perché quando tu fai una scelta, io sono tranquillo da un certo punto di vista perché è stata una scelta fortemente condivisa, legata al territorio, condivisa non solamente con la politica ma con le associazioni di categoria, con gli agricoltori, però tutto è migliorabile, non esiste qualche cosa che sia perfetto. Nel 2017 c'è il stop and go, là si vede quali sono le misure che funzionano, quelle che sono da modificare, è molto semplice. L'abbiamo fatto molto, non è che vendiamo fumo, non dobbiamo vendere fumo, però quello che ho detto è esattamente non quello che ci sarà, non sono promesse, è approvato, verrà approvato
prima del 31 maggio dalla Comunità Europea, quindi quello sarà così, questa è la struttura del piano sviluppo rurale. Chi sarà dopo, e non solamente la Giunta, ma anche in Consiglio e in Commissione, è coinvolto anche il in Commissione, dovranno verificare bandi, struttura, anche problematiche che hai sollevato, ma tutto all'interno di un processo che ormai è già partito. Quindi tutto quello che io ho detto non è... Ci possiamo assumere qui un impegno, perché tanto avremo ruoli diversi, che faremo delle audizioni del mondo del comparto agricolo, a partire dalle associazioni, per fare una valutazione a metà del percorso, in modo tale da recepire eventuali segnalazioni sulle problematiche che sono state qui avanzate, quindi con un coinvolgimento di tutte le parti. Siccome appartiene al Consiglio e non alla Giunta l'attuazione del piano, quindi questo è un impegno che ce lo possiamo prendere, credo, unanimemente da questa parte del tavolo, diciamo così, tavolo verde chiamiamolo. Anche, ecco, questo tavolo verde, per esempio, riuniamolo, cioè io credo che ci siano proposte di buon senso che vengono dal mondo dell'agricoltura. Ma è importante anche sentire appunto queste partecipazioni trasversali, queste voci fanno comprendere le dinamiche quindi hanno delle idee molto, molto precise, molto chiare su che cosa può essere fatto per aiutare sia i giovani per una start-up nel settore agricolo, sia le imprese più Tenete presente che chiunque entrerà in regione comunque dovrà farsi carico di affrontare le norme che siano comunitarie e nazionali. Beh, certo, per cui tutto quello, anche sui vincoli che noi abbiamo, se noi avessimo la libertà di poter dire ma questa azienda ha avuto dei problemi, interveniamo, sarebbe magnifico, ma non funziona così. Funziona che anche tu devi rispettare, capire se la tua produzione, se il minimo 30% della tua produzione è stata distrutta, se è il minimo 30% allora possiamo intervenire, se è assicurabile, se non è assicurabile possiamo intervenire, se è assicurabile, se le assicurazioni pagano, allora sì, non possiamo intervenire sul fusto, non possiamo intervenire sul capannone. Ma nel mentre l'agricoltore e la sua famiglia cosa mangiano? Sì. Ti aspetti, sì. Sì, ma ti dico di più. Noi abbiamo perso tutto e quel poco che avevamo in banca, l'abbiamo usato per ricoprirci il tetto della casa, altrimenti ci pioveva dentro, e per mangiare. Ma la nostra azienda è ancora per terra perché pensavamo di essere protetti dalle assicurazioni o chissà mai dalle istituzioni. In realtà a 7 mesi di distanza non siamo protetti da nessuno, ci dobbiamo arrangiare con le nostre fatte sulle maniche e ripartiti da zero. C'era una legge regionale che però non è più stata finanziata, relativa a 49 comuni colpiti solo in quell'occasione là, senza tutti i comuni alluvionati della provincia di Padova, che sono tantissimi. La VEPA sicuramente ha fatto l'analisi del territorio. Cioè, bene, l'analisi ben venga. Il problema qual è? Che se non ci sono norme, come non ci sono norme che ti consentano di poter intervenire sui muri, in questo caso più sulle serre, che è la stessa cosa che è successa per esempio a Cavallino. Tromba d'aria, hanno portato via le serre, non esiste che si possa intervenire sul ripristino delle serre, perché sono aiuti di Stato, con la concorrenza, la Comunità Europea non te lo permette, punto. Comunità Europea. Ma la Comunità Europea è contenta che un suo bene, fondamentalmente un bene che hanno finanziato per aprire una nuova attività, venendo distrutto da una calamità naturale, nessuno si preoccupi di aiutare quell'agricoltore a rifarsi, magari non finanziariamente, ma magari burocraticamente, magari in qualsiasi altra forma, fare in modo che le aziende si abbia la garanzia che perlomeno sopravvivano. Perché se noi avessimo chiuso nessuno si sarebbe preoccupato. Ma se manca proprio la previsione, non c'è previsione. Sì, abbiamo una legge regionale che finanzia le calamità naturali, purtroppo da tanti anni non viene più finanziata. E questa però era una soluzione che aiutava, non dico al 100% perché questo è impensabile, però almeno nella fase, diciamo così, intermedia, prima del riconoscimento di tipo assicurativo o delle calamità a livello nazionale, poteva intervenire proprio per questi casi qua. Io credo che sia un dovere per noi rifinanziare quella legge, una legge del 2007, mi pare, ogni tanto la rifinanziamo, però purtroppo anche perché spesso le calamità zero. naturali sono causa dell'incuria e della mala gestione del territorio, non è colpa dell'agricoltore che è là che... È vero. Assolutamente. Ma torniamo su questi temi, do la parola anche a un altro operatore del settore giovane. Pubblicità, pochi secondi.